Per il verde pubblico e la bonifica dalle sterpaglie che invadono l'intero quartiere di Fontanelle, il comune continua a rimanere latitante. Una vergogna assoluta. Gli abitanti di Fontanelle non ci stanno ad avere come interlocutore un comune sordo ad ogni sollecito. Alle erbacce e alle sterpaglie si aggiunge il mancato spazzamento che peggiora la situazione dal punto di vista dell'igiene pubblica. E c'è rabbia nel quartiere tra la gente costretta a convivere con le erbacce che nascondono i marciapiedi. Da Palazzo dei Giganti ad oggi nessuna risposta alle richieste del comitato di quartiere. Auspichiamo che gli organi competenti possano espletare con celerità e responsabilità le azioni di intervento per il ripristino del decoro. Così scrive infatti il comitato Fontanelle Insieme in una nota inviata all'amministrazione comunale, documentando quella che è la triste situazione. Siamo a Fontanelle, ma potremmo essere in un punto qualsiasi del capoluogo. E sono coloro che soffrono di allergia a subire maggiormente l'abbandono del quartiere dove abitano. Ma davvero non ci si rende conto della gravità della situazione? Adesso c'è chi avanza la proposta di rivolgersi direttamente alla magistratura, perché se non arrivano risposte dai competenti uffici comunali né dagli assessori preposti, ma soprattutto dal sindaco di Agrigento, se non arrivano risposte, insomma, qualcosa bisognerà farla a tutela di una popolazione che è proprio stanca delle prese in giro.